Con mister Alain Conte, allenatore del Cesena, partiamo ovviamente da farle i complimenti per questa vittoria non poco sofferta. Che partita è stata, mister? È stata una partita molto difficile, lo sapevamo, e abbiamo approcciato probabilmente non in maniera corretta la gara. Abbiamo preso un gol che ci capita spesso di prendere su un'iniziativa dove non siamo bravi a tenere la marcatura, ma sicuramente la Frido nel primo tempo è stata molto brava a chiuderci le linee di passaggio, ci ha tenuto anche un pochino più basse rispetto al secondo tempo, e ci siamo un attimo riorganizzate nell'intervallo e abbiamo alzato un pochettino il baricentro. Sono state brave le ragazze a trovare delle linee di passaggio perché oggi non era assolutamente semplice, e quindi oggi veramente questi 3 punti sono veramente tanto sudati, credo alla fine della fiera meritati, perché comunque la partita l'abbiamo fatta noi, però assolutamente non è stato semplice e credo che non sarà semplice per nessuno fare dei punti su questo campo. Vi chiedo appunto l'importanza di questa vittoria, a maggior ragione vedendo quello che era anche lo scontro diretto che vi era tra Ternana e Lazio oggi, e una delle due inevitabilmente avrebbe perso dei punti. No, ma noi non siamo partiti con l'obiettivo di vincere il campionato oggi, anzi superiamo quota 30, che vuol dire salvezza matematica, quindi per noi il primo obiettivo stagionale, il mantenimento della categoria, è stato centrato con largo anticipo, quindi questo è sicuramente un plus per noi. Chiaro, siamo a 3 punti da 3 grandi squadre, è un campionato molto bello, ci sono 3 squadre al primo posto a pari punti, però è lunghissimo, mancano ancora 2 giornate al girone d'andata e tutto un girone da giocare, per cui noi dobbiamo continuare sapendo che su tutti i campi faremo fatica, dobbiamo essere disponibili al sacrificio, disponibili a quello che abbiamo fatto oggi, e poi se siamo brave alla fine nei 90 minuti veniamo premiate, ma non è sempre scontato. Grazie mille. Grazie. Con Lonati che ha cambiato la partita tra le file del Cesena, ti chiedo cosa vi ha detto l'allenatore alla fine dei primi 45 minuti dove avete giocato così così. In realtà non lo so perché ero a riscaldarmi, però sicuramente ci ha detto che bisognava cambiarla perché abbiamo giocato un primo tempo un po' sottotono, però siamo state brave a recuperarla e questo è l'importante. Vi aspettavate una Freedom così? Sì, assolutamente sì, perché l'avevamo preparata come contro una squadra molto fisica che sicuramente avrebbe lottato fino alla fine, e così è stato. Infatti ci ha messo in grosse difficoltà e il risultato fino al 90esimo è stato sull'1-1. Il mister ha detto che non puntate al primo posto, che l'obiettivo della salvezza intanto è stato raggiunto, ma forse un occhio lì alla prima posizione lo date comunque. No, direi di no, perché rispetto alle altre squadre secondo me siamo un po' meno attrezzate, però sicuramente stiamo facendo un ottimo percorso e questo è l'importante. Grazie mille. Grazie.